Carissimo Giovanni, voglio ricordarti proprio in questo modo, con una lettera aperta, da leggere tra gli amici che ti hanno conosciuto, apprezzato e voluto bene. Lo faccio a nome mio, ma anche a nome di tutti i soci del club di San Luri che tu, socio fondatore, hai sostenuto con grande forza e a cui hai dato lustro e riservato slanci sorprendenti. Tu, primo presidente, sapevi consigliare, spronare, guidare e coinvolgere. Sul tuo esempio abbiamo fatto i primi passi, abbiamo capito il significato vero dell'essere rotariani. Nei tuoi silenzi, nei tuoi sogni che mai prendevano il sopravvento sulla realtà, ritrovavamo l'entusiasmo dell'età giovanile. Tu sei sempre stato un maestro e un esempio da seguire, sempre presente, sempre attento ai bisogni degli altri, delle nostre comunità. Hai saputo essere anche in questo un vero rotariano. Sei stato un amministratore illuminato, hai capito prima degli altri l'importanza di unire le forze, l'importanza di bandire i campanilismi, hai capito che da soli non si costruisce niente, ma che bisogna lavorare e impegnarsi uniti per il bene di tutti. 30 anni da sindaco a Vilano Vafurru, il tuo amatissimo paese natio, 25 anni da presidente del consorzio Sagorona Rubia lo dimostrano ampiamente. Tu hai avuto la brillante intuizione che unire i nostri piccoli paesi ci avrebbe permesso di far sentire la nostra voce, di difendere i nostri interessi, di sostenere e stimolare la nostra economia. Grazie a te sono state realizzate grandi opere in tutti i paesi della Marmilla. Grazie a te questa terra povera e abbandonata è germogliata, è sbocciata nuova vita e ha potuto diventare un esempio per tante altre parti della nostra isola. Hai fatto emergere le enormi potenzialità di questa zona e di questa umile gente. Hai favorito, creato il turismo delle zone interne, di una terra su cui nessuno, proprio nessuno, avrebbe scommesso 2 soldi. Invece tu, caparbio, entusiasmante, coinvolgente, hai trasformato questa terra in un giardino, in un museo, rendendola meta di migliaia e migliaia di visitatori, alla scoperta di luoghi e genti che si perdono nella notte dei tempi. Avevi un'attenzione particolare per i giovani. Per i giovani dicevi in modo instancabile: occorre investire tempo e denaro e pertanto è indispensabile evitare lo spopolamento dei nostri paesi e creare per loro occasioni di crescita e di lavoro. Eri assolutamente convinto che occorresse creare le infrastrutture e gli strumenti da affidare loro, attraverso la formazione, lo studio, la cultura, quale bagaglio indispensabile per affrontare il futuro. L'amore per la natura, la salvaguardia di ogni albero, di ogni zolla, di ogni pietra, ti hanno portato a interpretare in modo concreto la nostra identità di sardi, perché essere sardo per te non era certo un limite o una debolezza. Giovanni, tu eri maestro di vita, tu eri l'uomo del fare. Il tuo impegno pressoché totale verso la comunità, la tua lungimiranza, l'onestà e l'umiltà con le quali hai affrontato la vita rispecchiano pienamente la completa osservanza del nostro principio rotariano: servire al di sopra di ogni interesse personale. La tua improvvisa scomparsa ha fatto calare una coltre di tristezza e di dolore in noi tutti. Rimane comunque vivo e forte il ricordo e l'affetto che nutriamo nei tuoi confronti e il grande patrimonio di idee, opere, di progetti che hai lasciato. Te ne sei andato come un vecchio patriarca, provato nel corpo ma ancora forte nello spirito, dopo aver compiuto la tua missione terrena. A noi tutti il compito di emularti e di continuare la tua opera, con la certezza che il Signore ti ha accolto nel regno dei giusti.